Alla fine abbiamo dato continuità ai risultati. È stata una partita difficile perché loro, specie il secondo tempo, si sono chiusi proprio a riccio e per noi veniva difficile trovare gli spazi per i tagli, per le imbucate, per cui è stata difficile. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, però almeno nel senso dobbiamo continuare a provarci, insomma. Le mie condizioni sono buone, sono stato fermo queste due partite perché sì, appunto avevo un problema muscolare, però ieri ho provato col preparatore atletico a fare tutte le prove, i test, gli scatti, eccetera, e non ho avuto nessun fastidio, per cui oggi sono a disposizione del mister. Ho giocato lì 2 anni e mezzo, ho passato dei bei momenti, anche se è stata un'esperienza un po' travagliata per via delle vicissitudini societarie, punti di penalizzazione eccetera, però insomma con i ragazzi tuttora mi sento tutte le settimane perché comunque è nato un bel rapporto d'amicizia, però è una partita come le altre perché io sono un giocatore del Sassuolo, per cui dobbiamo cercare tutti insieme di fare il meglio possibile. Quando ero lì dicevamo, cioè si partiva sempre da -7, -10, dicevamo che pensa se partiamo da zero arriviamo ai playoff, scherzando. Comunque no, dai, la squadra più o meno, l'ossatura è rimasta sempre quella, è sempre una squadra molto ben organizzata, cioè che lotta su tutti i palloni, per cui per noi sarà una partita sicuramente difficile. L'Ascoli diciamo gioca un 5-3-2, un 3-5-2, vabbè, con abbastanza difensivo, insomma. Sono una squadra compatta, come ho detto prima, ben organizzata, per cui sarà sicuramente difficile cercare gli spazi per fare gol.